Non basta alla Nuorese giocare una grande partita contro la Lupa Castelli per ottenere la vittoria. I verdi-azzurri sono dovuti accontentare di un 1-1 che rallenta la loro corsa verso i play-off. La matematica lascia ancora aperta qualche possibilità, ma la Nuorese dovrà vincere tutte le 4 gare che rimangono e poi tirare le somme. Peccato perché il gol del pari della Lupa Castelli è arrivato su un'azione viziata secondo la Nuorese da fuorigioco. La cronaca: dopo una fase di studio è la Lupa Castelli ad andare al tiro al 16° con Chiesa che da fuori costringe Deliperi all'intervento in 2 tempi. La Nuorese tiene bene il campo e ribatte colpo su colpo lasciando poche palle giocabili agli avversari. Al 27° la capolista crea qualche apprensione alla difesa verde-azzurra su un cross di Mazzei. La palla arriva a Noman che calcia fuori di poco. La replica della Nuorese non si fa attendere. Gedà al 28° si porta a spasso mezza difesa ospite e calcia ad incrociare, ma il suo tiro viene deviato in corner da Petta. Sul calcio d'angolo battuto da Pugedu, l'attaccante sfrutta i blocchi e insacca di testa. Un gol che fa esplodere lo stadio Froghieri. La Nuorese non si ferma e cerca il 2-0. Cadao su punizione impegna Tassi, costretto alla parata a terra al 44°. I verdi-azzurri chiudono in avanti, Gedà controlla in aria e serve Pisanu che calcia fuori, è il 45°. Nella ripresa Lupa Castelli accelera le operazioni per trovare l'1-1, al 5° ci prova Mazzei dalla distanza, ma la sua palla velenosa sfiora la traversa. La capolista è pericolosa al 10° con Siclari che raccoglie un cross di Noman dal fondo e calcia alto. La Nuorese però è reattiva e si rende pericolosa con ripartenze micidiali, al 12° combinazione Pisanu-Gedà, ma la difesa della Lupa riesce a liberare. Un minuto dopo l'attaccante verde-azzurro lancia Pugedu che viene anticipato al momento del tiro. I padroni di casa, sospinti dal pubblico, ci provano al 17° con Cadao che buca la linea difensiva avversaria ma calcia al lato. La Lupa sembra in difficoltà ma non crolla. Al 23° gli ospiti ci provano con Kosovan con una ripartenza nella quale imbecca Siclari che salta la difesa mandando la palla fuori. La partita entra nel momento topico, la Nuorese potrebbe far male con Pugedo al 25°, ma un intervento di Colantoni manda la palla in corner. Al 29° però gli ospiti vanno prima vicini al gol con Noman che calcia su Deliperi che respinge alla disperata, poi al 30° arriva il pareggio di Boldrini che dopo un cross di Mazzei riceve palla dal fondo da posizione sospetta e insacca. La Nuorese non ci sta e continua ad attaccare, al 43° reclama un rigore per un fallo su Emanuele Alessandri. Nel finale le 2 squadre rimangono in 10, la Nuorese per un infortunio a Pisanu, la Lupa per l'espulsione di Kosovan.